Ciao, sempre da Nicoletta e sono sempre a Berna tra i giochi dei bimbi, visto che ogni tanto è bello tornare bimbi. La riflessione di oggi è sul gioco, appunto, perché quante volte sei troppo serio e prendi le cose troppo sul serio? Quante poche volte giochi, gioisci e torni bambino nel tuo quotidiano? Quanto spesso abbiamo il link mentale tale per cui per essere professionisti è importante essere seriosi. In realtà non è così. Cosa ti appassiona? Cosa che ti fa divertire? Perché se riesci a divertirti nel fare ciò che fai ogni giorno, se riesci a gioire, se riesci ad essere bambino in quello che fai, probabilmente hai un impatto più grande. Cosa ti fa divertire? Cosa puoi fare ogni giorno di diverso per trovare giovamento e gioco in quello che fai? Cosa puoi fare per, che ne so, riuscire a tornare con quella giocosità nell'animo che ti fa vivere la vita certo con le responsabilità, ma con quella leggerezza e con quella attenzione e presenza che ha un bambino. Perché il bambino è presente, perché il bambino sa vivere al meglio ogni singolo momento senza essere proiettato troppo al futuro, troppo al passato, perché il bambino gode, gioisce, assapora il quotidiano. E il mio augurio è: sii presente a te stesso, gioca, divertiti facendo nel divertimento ciò che ti piace. Da Berna è tutto e un bacione, ciao!